Allora, prima di iniziare, oggi siamo qui per parlare di Experience Summer Camp e del Camp Cinema che è nato quest'estate. Prima di iniziare però, anche qui faremo vedere un breve video per dare un'idea di che cos'è Experience Summer Camp e poi ne parleremo meglio con i nostri ospiti. Possiamo pure far partire il video. Allora, vi presento subito gli ospiti, vi chiedo di fare l'applauso alla fine però, così guadagniamo un po' di tempo che siamo un po' in ritardo. Abbiamo Antonio Foti che è il direttore di Experience Summer Camp, Laura Orsolini che è scrittrice, autrice, sceneggiatrice, libraia, è un vulcano Laura, Libero Stelluti che anche lui è attore, doppiatore, regista, e infine Andrea Andretta che è videomaker e fotografo. È un team molto eterogeneo come potete vedere e insieme a loro quest'estate abbiamo costruito il primo Experience Summer Camp legato al mondo del cinema. Io partirei proprio da Antonio che appunto è il direttore di Experience Summer Camp e il fondatore, l'ideatore, quello che da qualche annetto, mi verrebbe da dire, porta avanti quest'idea, che ci racconta un po' che cos'è Experience Summer Camp e come è nata questa avventura. Sì, grazie Giacomo, buonasera a tutti. Il camp è iniziato come esperienza quasi come un gioco 38 anni fa. È partito con 36 bambini in provincia di Varese e oggi è diventata nell'arco di 38 anni di storia la realtà più importante in Italia. Quest'anno sono venuti con noi in vacanza circa 13-14 mila ragazzi in 5-6 regioni italiane e 12 o 13 località diverse, sia al mare che in montagna. Diciamo che è un camp molto eterogeneo, un camp molto particolare perché raccoglie al proprio interno esperienze completamente diverse, sia sportive, come avete potuto vedere dalle brevi immagini, sia anche linguistiche, legate al teatro, alla recitazione, alla scrittura creativa, all'illustrazione, al fumetto, eccetera. Per cui è un habitat molto variegato all'interno del quale tentiamo di regalare delle vacanze legate poi a quelle che sono le passioni dei nostri giovani dai 6-7 anni fino ai 17-18 anni. All'interno appunto di questa esperienza, proprio grazie a voi, quindi grazie a Giacomo, Laura, Libero, gli amici che hanno avuto l'idea di legare nelle nostre vacanze anche la tematica del cinema, è nato il primo Camp Cinema, penso sia unico anche in Italia, che ha avuto un grandissimo successo, poi ne parlerete magari meglio voi perché non sono la persona adatta. Diciamo che noi abbiamo offerto soltanto il perimetro operativo, il resto è venuto proprio dall'amore per il cinema che, devo dire, mi hanno sorpreso, hanno tantissimi giovani. Non si può credere, non si può immaginare, io non pensavo, sono sincero, non ero così fiducioso, ma le richieste erano tantissime, sono state tantissime e proprio perché non c'era più posto non siamo riusciti ad accogliere un numero veramente molto importante di giovani. Perciò il cinema evidentemente anche in questa fase di grandissimi cambiamenti riesce a regalare delle sorprese. Sì, del resto poi basta vederlo, se siete qui in questi giorni alla mostra, i ragazzi giovanissimi già dalla mattina sono in attesa, le chiamano gli ombrellini e le ombrelline perché hanno gli ombrelli per proteggersi dal sole, per incontrare e fotografare i loro miti. E dicevamo appunto il primo Camp Cinema che nasce da un'idea di Laura. Laura mi chiama e mi dice: mi è venuta un'idea e siamo qui a farlo anche perché poi
ricordiamolo, la Veneto Film Commission ha concesso il patrocinio anche a questa importante attività, quindi dandoci anche un po' un patentino e una responsabilità. Come è successo poi che siamo riusciti a farlo, Laura? Siamo riusciti a farlo perché volere è potere. Intanto ringrazio Veneto Film Commission proprio per darci l'opportunità di raccontare il nostro camp, ma soprattutto ringrazio Antonio Foti e Giacomo Brunoro che hanno fatto diventare un'idea una realtà. Dopo il successo che abbiamo avuto con i camp di scrittura creativa, per i quali anche per quelli non eri fiducioso, mi ricordo benissimo, e invece hanno funzionato bene perché i ragazzi hanno voglia di raccontare storie, e allora bisogna dare la possibilità ai ragazzi di utilizzare tutti i mezzi possibili per raccontare le loro storie. E la scrittura si declina in tanti modi, c'è la scrittura per il cinema, la scrittura per la radio, la scrittura per il romanzo, la scrittura per i bambini, e allora mi è venuta l'idea di proporre il cinema, proprio a partire dalla scrittura, ma non solo. Poi ho pensato che le scuole di regia, le scuole di fotografia per il cinema partono tutti dalla fine delle scuole superiori, mentre Experience dà la possibilità ai ragazzini più piccoli, più giovani, che hanno una passione, di sviluppare la loro passione facendo cinema, non soltanto guardando il cinema, anche da piccolini. Giacomo, abbiamo avuto dei bambini 7-8 anni preparatissimi. Il fatto che il primo anno abbiamo avuto più di 50 iscritti in una settimana al camp cinema è un successo e proprio dimostra il fatto che i ragazzi hanno voglia di incontrarsi, hanno voglia di condividere le loro idee. È vero che la scrittura di solito è un atto personale, no? Ma la condivisione delle idee fa crescere. Ed è questo che noi proponiamo, quindi una proposta sì didattica, ma anche molto 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 divertente. In un momento del genere così triste, così lugubre, no? Che stiamo vivendo nel nostro pianeta, mi viene da dire, non soltanto in Italia, abbiamo un'epoca complessa, dolorosa e dominata dall'incertezza. E allora quello che volevo fare io era aiutare attraverso di voi i ragazzi a sviluppare i loro sogni, no? Cinema è il sogno. I ragazzi possono e devono scrivere il loro futuro. Questa era la mia idea, che direi che è riuscita. E Libero, tu insieme ad Andrea hai proprio poi lavorato concretamente con i ragazzi. Tu sei un professionista del mondo della recitazione a tutti i livelli, dagli audiolibri al teatro, insomma è una professionalità e delle esperienze complesse. Com'è stato lavorare con questi ragazzini? Perché una cosa che ci dicevamo tutti era, cioè eravamo tutti sorpresi, perché poi, l'hanno detto prima anche nell'incontro prima, no? Tutti dipingono i giovani come bla bla, non hanno voglia di far niente, sono sempre sui telefonini eccetera, però noi eravamo sempre stupiti dalle proposte di questi ragazzi. Quindi com'è lavorare anche con loro per quanto riguarda poi la tua professionalità nello specifico? Grazie mille. È una bellissima domanda. Ho scoperto Experience qualche anno fa e devo ammettere che mi ha colpito da subito. Non solo ciò che veniva fatto dai ragazzi, ma ciò che era pensato e proposto per i ragazzi. E quindi parlo della grande macchina organizzativa che sta dietro ad ogni singola esperienza pensata per loro, affinché abbiano un bagaglio esperienziale incredibile. Ed è così che nel camp di cinema, pensato da Laura e che continuerò a ringraziare per avermi invitato a farne parte, abbiamo provato a far uscire le emozioni a tutti i nostri allievi, e dopo i primissimi giorni in cui era quasi impossibile far sì che si aprissero, penso, guadagnando un pochino della loro fiducia, abbiamo provato a lavorare su queste emozioni, e dagli anni che ci stiamo lasciando alle spalle ne avevano proprio bisogno. Avevano bisogno di un mezzo, e qui lo hanno trovato grazie alla piccola scatola magica del cinema,
un mezzo grazie al quale aprirsi, raccontarsi, scrivere il loro futuro. Ed è da queste piccole cose che siamo partiti per far sì che ognuno alla fine dell'esperienza, alla fine dell'experience, se ne andasse via, devo ammettere, con o una lacrima o un amico, scusate il gioco di parole, in più, perché quello che sta alla base è far sì che nasca un gruppo coeso e far conoscere anche in questo camp specifico tutte le piccole complessità che stanno dietro ad un cortometraggio, ad un piccolo film. E questo ha permesso che loro, anche dagli 8 anni, come diceva Antonio, si organizzassero e pensassero alla regia, alla sceneggiatura, a come disporre le comparse, a come far sì che il protagonista non fosse l'unico a parlare, ma distribuissero le parti. E già da queste parole che vi sto dicendo potete immaginare quanto sia stato formidabile far sì che loro creassero una microorganizzazione in ogni singolo progetto che abbiamo realizzato all'interno del camp. E questo poi si riflette su tutti gli altri camp. Una delle particolarità che ho apprezzato è che si va a fare cinema in questa esperienza, si va a conoscere il cinema, ma non si dimentica l'aspetto sportivo e quindi in ogni singola giornata c'è uno sport che imparano a praticare. E cosa unisce questi due mondi? Sicuramente la disciplina e il rispetto reciproco per se stessi e per gli altri, perché così come le regole dello sport permettono di convivere all'interno di una genuina competizione, così in un lavoro organizzativo come nei piccoli film che hanno realizzato c'era esattamente lo stesso sentimento, ovvero fare squadra e vivere insieme questa grande esperienza. Andrea, tu avevi il compito più ingrato, dicevamo, perché in quanto videomaker ti eri preparato tutte queste lezioni appunto sulla luce, le proporzioni, le regole, che ogni volta che me le dice mi viene mal di testa, ma che proprio sono alla base del cinema. E invece i ragazzini ne sapevano di più di me sicuramente, però erano attentissimi, pieni di domande, cioè ti ha un po' sorpreso vedere che questi, anche la capacità tecnica dei ragazzi? Allora, mi è molto sorpreso il fatto che tu non abbia imparato niente dai miei corsi, questo è... anche perché, voglio dire, ha fatto un corso vero, cioè nel senso organizzato la Regione Veneto. Non è vero, non è vero. Vuol dire che non sono così bravo. Comunque ha già detto praticamente tutto lui, cioè devo dire che... no, è vero, cioè il concetto di lavorare insieme del team è quello che fa fondamentalmente il regista, cioè questo è poi la base. Io chiaramente sono molto un tecnico, sono anche qui tra l'altro in veste lavorativa qui a Venezia per altri aspetti, ma diciamo che la cosa più importante che ho capito è che di cui avevo anche molta paura, devo dire la verità, perché se ti trovi a spiegare certi tipi di argomentazioni, per cui degli aspetti fortemente tecnici, come quelli che possono essere l'illuminazione, appunto come diceva Giacomo, può essere l'inquadratura, un movimento macchina, come si fa un taglio fondamentalmente? Se io parlo, mi relaziono con voi che siete qui, che ci state ascoltando, mediamente diciamo, si può capire, si può ragionare, si può parlare con un certo tipo di linguaggio anche tecnico, non puoi farlo con un ragazzo di 8 anni. Per cui è stato molto bello scoprire invece l'opposto, cioè hanno fatto delle cose incredibili, io sono rimasto veramente colpito dalla qualità. Diciamo che la mia preoccupazione fondamentale era, è e sarà sempre quella di riuscire a insegnare ai ragazzi come utilizzare uno strumento molto importante, che è questo che abbiamo tutti, che è una telecamera di fatto, però va oltre quello che è l'aspetto cinematografico, cioè l'ho visto più quasi come una specie di mini mission mia personale. Questo è uno strumento potentissimo, che può essere anche uno strumento professionale, però proprio per questo può essere molto pericoloso, e soprattutto su età di questo genere, cioè stiamo parlando appunto di ragazzi che sono in età, possono dei teenager proprio, anche pre-teen, se viene utilizzato in maniera incorretta può creare molti danni. Ecco, questo è... Per cui ecco, nel corso ho cercato anche di spiegare che magari vorrei anche appunto introdurre anche argomentazioni che sono forse un po' più, tra virgolette, seriose, se vuoi, poco magari potrebbero sembrare poco appropriate, ma quello che noi trasmettiamo di noi stessi è una cosa assolutamente molto importante. Sembra che non c'entri assolutamente nulla con l'argomento cinema, invece c'entra tantissimo, perché oggi praticamente i ragazzi vivono facendosi selfie, e questo è una rappresentazione della realtà.
a tutti gli effetti, propria, pericolosissima se fatta in maniera non corretta, per cui imparare a utilizzare questo tipo di strumento non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista oltre che il formale, ma insomma anche motivativo, scusatemi, e tante altre cose. Scusatemi, sono distrutto, ho fatto 2 ore di fotografie e sono praticamente macinato. Secondo me è una cosa molto importante. Per il resto sono rimasto stupitissimo, perché per me questo è stato il primo anno e sono rimasto veramente colpito dall'organizzazione. Merito anche, devo dire, bisogna dirlo, suo, lo dico al responsabile Massimo, devo dire che Laura è veramente stata incredibile. No, vabbè, è vero, cioè è vero. No, però io vorrei chiedere una cosa ad Antonio, che è una cosa che secondo me è ancora molto sottovalutata, ovvero io quando ho iniziato a scoprire Experience Summer Camp ho trovato che ci fosse questa impostazione anglosassone fondamentale che non ritrovo poi nella scuola italiana, cioè va bene, fai la scrittura creativa, fai il cinema, ma fai sport, cioè dare un valore importante allo sport, soprattutto poi veniamo da purtroppo 2 anni chiusi in casa, tutti leggiamo, no? Chi ha figli si preoccupa perché i figli non fanno sport, sono sempre davanti al telefonino eccetera, e voi invece fate un lavoro in una direzione apposta, facendo scoprire anche lo sport, anche chi magari all'inizio, ad esempio, chi veniva al camp cinema diceva uff, ma dobbiamo camminare, ma dobbiamo fare tennis, non erano ragazzi sportivi. Quanto è importante, secondo te, che far sì che questa mentalità esca poi anche da Experience Summer Camp e che arrivi comunque nelle teste delle persone? Perché mi sembra che nonostante tutto sia ancora un qualcosa di sottovalutato in Italia, cioè c'è come l'idea anche a scuola che educazione fisica stai perdendo tempo, sono ore in cui non impari, eccetera. Sbaglio o è un po' così? Ma io penso sia un problema culturale e non nascondo a tutti la mia meraviglia nel riflettere sul fatto che noi italiani siamo degli esterofili. Qualsiasi cosa fanno all'estero è meglio di quello che facciamo in Italia e questo già mi meraviglia perché io ho grande fiducia negli italiani. Magari mi sbaglierò, ma sono convinto che siamo il miglior popolo del mondo. Perciò questo lo penso, è la realtà. Poi commettiamo tanti errori e purtroppo, come ho detto, abbiamo dei problemi anche culturali che ci portano in direzioni talvolta che io non condivido, però ritengo che accogliamo tutto ciò che dall'estero ci arriva, ma rispetto al tema delle attività motorie e dello sport, viceversa, siamo completamente chiusi, perché se noi facciamo un'analisi a livello mondiale, ma anche solo europeo, ci rendiamo conto che per esempio in Francia hanno 3 volte nella scuola primaria il numero di ore destinate all'attività motoria rispetto a quello che abbiamo in Italia. Hanno insegnanti di educazione fisica già nella scuola primaria, già addirittura nella materna, in tutta Europa, tranne in Italia. C'è una legge di un paio di ministri fa che adesso dovrebbe introdurre finalmente nella scuola primaria gli insegnanti di educazione fisica. Però il vero tema è che, non lo dico io, lo dicono studi scientifici, gli schemi motori di base si acquisiscono tra i 6 e gli 11-12 anni. Dopo gli schemi motori di base non si possono acquisire, ma in maniera molto, ma molto più difficile. Ora, il vero problema è che noi arriviamo da 2 o 3 anni di lockdown. Già l'attività motoria nella scuola era gestita in maniera tragica. Oggi vengono gestiti anche gli sport in maniera molto, ma molto più difficoltosa, perché sempre meno si fa sport, tantissimi sono stati gli abbandoni a 13, a 14, a 15 anni, quando viceversa l'attività motoria deve continuare sicuramente molto, ma molto di più, perché questa crisi, diciamo, sanitaria ha portato ad emergere delle criticità del sistema sportivo italiano che sono evidenti, perché se lo fai a scuola sei costretto e quindi al di fuori con i problemi che ci sono stati e che ci saranno, perché la crisi energetica porterà nelle piscine e in tutti i centri sportivi in cui per esempio la luce è importante, come i campi da calcio per gli elementi serali, eccetera, eccetera, porterà dei problemi importantissimi se non verrà risolta. Perciò a me sembra che sia necessario un cambio veramente di mentalità in Italia. Lo sport è fondamentale, non può esserci un bambino che non fa un'attività motoria qualificata e che cresca in maniera corretta. Almeno deve giocare, ma i bambini di oggi giocano molto meno di quelli di 50 anni fa. Il gioco è la parte fondamentale, no?
per arrivare all'acquisizione, ribadisco, di un'esperienza motoria. Se non si gioca, se si dipende sempre di più dagli strumenti digitali, se si fa sempre meno sport, vediamo quello a cui appunto noi purtroppo ci troviamo spesso di fronte, cioè dei ragazzi, dei giovani che sempre di più hanno dei problemi personali, problemi di equilibrio, problemi di relazione con gli altri, mentre lo sport insegna, e poi problemi anche di valori, perché lo sport è lealtà, è rispetto. Quindi io penso che lo sport sia fondamentale per la crescita equilibrata di un giovane. Condivido, tra l'altro quelle che vedete dietro di noi sono le foto appunto del camp di quest'estate. Siamo in chiusura, chiederei a Laura un'ultima battuta. Innanzitutto, se tornerà al camp l'anno prossimo o se saranno addirittura 2 camp, cosa succede? Parlo io al posto del capo. Certo che tornerà, vero capo? Certo che tornerà. Tornerà addirittura forse raddoppiato e potremo fare un livello base per chi non ha mai provato e un livello avanzato per chi ha già partecipato l'anno scorso. Però io non vorrei chiudere io, ma vorrei chiedere a te, Giacomo, che stai intervistando tutti quanti ma che non hai parlato. Ma io sono logorroico, parlo sempre. Pensavo se fossi timido. Tu sei stato al camp ed eri un istruttore tecnico, hai insegnato storia del cinema. Come ti sei trovato tu al camp e che cosa hai portato a casa? Beh, innanzitutto io mi sono divertito un sacco e io credo che il divertimento sia alla base anche dell'apprendimento, nel senso che quando insegno, quando faccio docenze, questo ve lo possono confermare tutti i docenti, ti porti sempre a casa tantissimo, cioè ti pagano per insegnare, però poi i ragazzi, soprattutto giovani, ti insegnano un sacco di cose. Questo è stato, ed è stato così anche all'Experience Summer Camp. E poi ho scoperto, ed è una cosa bella secondo me, un mondo diverso dei ragazzi. Noi appunto i ragazzi, mi sembra di essere mio padre che diceva 20 anni fa, i ragazzi voi siete così, invece sono ragazzi intelligenti, pieni di idee, pieni anche di problemi, ma ce li avevamo anche noi, forse adesso loro diversi, ma che hanno sofferto probabilmente più di noi adulti per questa pandemia, noi non ce ne siamo forse resi conto, e però hanno tante idee, hanno voglia di fare, e questa è stata una botta di energia positiva per me. E poi ho lavorato con persone intelligenti in una struttura che è un orologio svizzero, quindi per me è stata una grandissima esperienza umana e personale. Grazie, chiudo io? No. Io vorrei ricollegarmi alle parole di Giacomo, in realtà per rispondere a quello che ha detto prima all'inizio Laura rispetto al tema della poca fiducia nei confronti di esperienze nuove. In realtà non è poca fiducia nei confronti di esperienze nuove, io non sono dubbioso perché sono convinto che i contenuti siano poi sempre importanti da un punto di vista formativo e educativo. In realtà quello che mi preoccupa è la mia incapacità di leggere proprio quella diversità che Giacomo adesso stava sottolineando. Io guardo sempre la mia prospettiva che è più sportiva che di contenuti diversi e mi chiedo sempre quante persone possono essere interessate al teatro, alla recitazione, alla scrittura creativa, appunto al cinema. E dal mio punto di vista evidentemente c'è un errore di fondo che è essere convinto che i giovani non possono che avere un certo tipo di visione. In realtà i giovani sono al loro interno tantissimo diversi l'uno dall'altro, c'è chi ama appunto il cinema, chi la scrittura, chi le lingue straniere, chi lo sport e soprattutto chi sceglie questo tipo di camp così tecnici lo sceglie per amore, in questo caso del cinema ce l'hanno dimostrato. Quindi fondamentalmente partiamo da un errore di base che è quello mio, no? Di guardare le cose dalla mia ottica, ma dovremmo guardarla dall'ottica dei giovani che effettivamente sono molto molto diversi l'uno dall'altro. E poi se posso permettermi, io qui concludo, io sono molto orgoglioso dei giovani italiani. Noi abbiamo visto 13.000 giovani, non tutti, ci mancherebbe perfetti perché
qualcuno insomma le orecchie abbiamo dovute tirare, però devo dire che la maggior parte di loro mi ha meravigliato, ma mi ha meravigliato in positivo, e in 2 o 3 occasioni gli ho proprio detto che ero orgoglioso di loro, perché erano puliti, si divertivano con poco, erano speciali. Io sono convinto che abbiamo generazioni di giovani dietro di noi che meritano tantissimo. Beh, io vi ringrazio. Ringrazio tutti voi che siete stati qui, la Regione del Veneto e la Veneto Film Commission che ci hanno ospitato. Vi ricordo che adesso ci possiamo trasferire per un aperitivo all'Isola di Edipo tutti insieme, prima ci facciamo un po' di foto da VIP perché insomma siamo quasi su red carpet. Grazie ancora a tutti.